Andar per cantine, parte terza, siamo in Sicilia, Gianfranco Cipresso alla mia sinistra, alla mia destra abbiamo la signora Anna e alle spalle abbiamo il resto della ciurma. Ecco. Signori, benvenuti a Planeta. Dopo un volo di poche ore, Venezia-Catania, eccoci qua, belli come il sole di Sicilia, accolti nel miglior modo possibile secondo la più autentica tradizione siciliana. E su questo non v'è dubbio che i siciliani siano dei veri maestri di ospitalità. Ma infatti noi abbiamo pensato di mangiare fuori, all'aperto, cioè di mangiare in casa. A fare gli onori di casa, Sante Planeta, patron d'azienda, e Vittoria Gatto, che ci hanno seguiti costantemente durante il nostro indimenticabile soggiorno. Mentre Sante ci illustra e ci racconta aneddoti e storie di casa, noi siamo catturati dal paesaggio che ci circonda e rapiti da una terra misteriosa e ricca di fascino. 4 stagioni Questa è più una fantasia dei nostri operai. ecco, Visitiamo la cantina di Buoni Vini a Noto, dove ci troviamo in questo momento. La struttura, costruita sottoterra, è in perfetta sintonia con l'ambiente. L'impatto ambientale è straordinario e rispetta i parametri di tutela del paesaggio che la circonda. Pian piano ci avviamo alla degustazione in una saletta ricavata tra le baricche. Si respira un'aria allegra e gioiosa. Noi siamo qua dentro, qua sotto. Siamo sotto. Mauro pronto per la degustazione. I vini, 12, spiegati dal patron Sante, acquistano importanza e esaltano le sensazioni olfattive e gustative, facendoci scoprire quanto amore c'è dentro ad ogni bottiglia. Il risultato finale di un lungo lavoro durato anni di ricerche sul suolo per ottenere risultati davvero lusinghieri. Planeta merita tutta la nostra attenzione e fiducia, dallo Chardonnay al mitico Cometa, al Merlot, allo Shiraz, al Santa Cecilia, al delicatissimo Passito di Noto. Insomma, 12 perle da gustare in ogni occasione. Direi che la degustazione ha conquistato ogni nostra convinzione. Siamo a febbraio, ma qui la primavera arriva in anticipo. Gianfranco, che giorno siamo oggi? 6, 8, 7, 8 febbraio 8 febbraio del 2010. E siamo fuori? Ospitalità siciliana? Fantastico. Allora, ospitalità siciliana da un livello da 1 a 10 più 52. Ok. Preciso. Bravi, molto bene. Hai trovato l'annata difficile? No. Non ti ha cambiata? Forse. Sicuramente una bottiglia da 5 Basta. Sensazione olfattiva sulla degustazione? Strepitosa. Sono impegnato in questo momento in una masticazione molto difficoltosa. Allora, degustazione? Degustazione interessante e stimolante. Molto? Molto. Quanto stimolante? Il vino che ti ha emozionato di più? Quello liquido. Quello lì. Meglio stomaco pieno perché se no si straparlava. Ho scoperto un Chardonnay che non conoscevo molto bene, speciale. Santa Cecilia fantastico, melo d'aula, buonissimo, che provvederemo ad ordinare velocemente. Planeta Sicilia Chardonnay 2006. No, quello più entusiasmante è stato il Cometa 2008. Lo consigliamo ai nostri amici di Lo Facebook? consigliare ai nostri amici di No, di YouTube? Di YouTube e anche del tube dell'altro. YouTube, Facebook, tutto quello che... Tu le tube va bene. Ok. Siamo un po' presi dall'emozione, il vino ha fatto il sopravvento, naturalmente abbiamo bevuto grandi vini, vorrei dire vini che ci hanno entusiasmato, ma ci hanno anche dato tanta allegria e tanta gioia. Siamo d'accordo? Quindi il vino funziona. Dicono di sì. Con noi abbiamo Sante Planeta. Questi veneti come li hai trovati? Preparati o impreparati? Molto preparati. Molto preparati. Selettivi? Abbastanza difficili. Non sono convinto. Sicuramente sull'autoctono vi ho convinto. Sul resto vi devo ancora convincere. Un po' alla volta, un po' di pazienza. Esatto. Verso sera ci trasferiamo alla cantina di Dorilli a Vittoria, dove pernotteremo. Le camere
sono una sciccheria. Il posto è un incanto. Non potevamo sperare meglio. Siamo nella cantina di Dorilli, a Vittoria, mi dice Gianfranco. Ecco, abbiamo dormito questa notte bene, no? Mi sembra. Sì, dai. In questo paradiso. Troppo traffico. Troppo traffico, infatti non siamo riusciti a dormire. Oggi andremo a Palermo. Prima andiamo a Menfi. A Menfi, giusto? A visitare le altre cantine là di Menfi e dopo pian pianino verso sera andremo a Palermo per il rientro. Benissimo d'incanto, un silenzio assordante. Benissimo d'incanto, un silenzio assordante. Mentre gli operai dell'azienda scaricano le nuove barbatelle, per noi è prevista una ricca colazione tutto intorno ad un tavolo colorato e fantasioso. Veramente un bel modo di iniziare un nuovo giorno. Fuori ci attende un lunghissimo tragitto attraverso gran parte dell'isola, passando per Agrigento fino a Menfi. Una sosta molto interessante nella foresteria. Una chicca in mezzo ad un paesaggio mozzafiato. Peccato che la giornata non ci ha fatto gustare il panorama, ma d'estate qui deve essere una meraviglia. Un fuori programma davvero speciale. Ed ecco l'agrumeto di Planeta. Ecco Gianfranco che sta spellando, sbucciando, anzi. È fresca. Ragazzi. È fresca, è succosa, è dolce. E poi il fatto di raccoglierla dalla pianta è una cosa. Io da bambino facevo questo. È una meraviglia. Mamma, guarda Anna. Peccato che non si senta il profumo. A cosa ti assomiglia? Cosa assomiglia? Guardala bene. Un testicolo leggermente gonfiato. Al ladro! Beccato con la refortiva in mano! Rubare le arance. Una luparata sul culo. Sì, anche le foglie, ne voglio 3. Facci vedere come si sbuccia un'arancia. Mio amore. Il tuo amore. Raccogliere le arance direttamente da pianta è stata un'emozione unica. Cosa dici? Verissimo. Ecco, ci conferma. Finalmente dopo un lungo viaggio, direi impegnativo, siamo arrivati a Menfi, alla cantina di Planeta, dove qui si vinifica il Segreta, e saremo ospiti graditi delle zie che ci hanno preparato un pranzetto. Il viaggio molto confortevole. Le buche tutte. Le buche molto non ne ha profonde. mancata una Gianfranco. Il buon Gianfranco non ne ha persa una. Ecco. Siamo all'interno della cantina Dispensa di Menfi, parte storica dell'azienda. All'interno di essa una nicchia preziosa dove riposano tutte le annate prodotte da Planeta per le verticali future e non. L'imbottigliamento e lo stoccaggio. Da qui parte gran parte della produzione. Planeta esporta in tutto il mondo ed è sicuramente l'azienda più rappresentativa del territorio siciliano. E ora tutti a tavola per il gran finale, con un menù di classe cucinato dalle zie, che nulla da invidiare ai più rinomati ristoranti. Anche qui, la combinazione vino-cibo ha ruggito alla grande. Come tutte le cose purtroppo giungono al termine e questa nostra visita è arrivata al suo epilogo, al suo finale. Quindi vi salutiamo dalla Sicilia, dall'azienda vinicola Planeta. Ecco, guardiamo le facce, qualche lacrima la possiamo anche. Vediamo un cannolo. Adesso andiamo a cannoli. Che dire? Grande accoglienza, grande calore, grande amicizia. Un'esperienza che tutti noi ricorderemo con affetto. La Sicilia ha conquistato il Veneto. E un grazie a Sante Planeta e Vittoria Gatto per la cura che ci hanno voluto riservare.